Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario del vostro Marietto Veneziano. Oggi avete visto che sto facendo una special live per i miei amici di Facebook, ma mi raccomando, prima di che questa live inizi vorrei consigliarvi di iscrivervi al canale di Hildegarda di YouTube e al canale di Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel mio diario. Oggi il titolo sarà un pochettino sulle memorie che stanno nelle case. Ciao Veronica, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano, e parleremo delle memorie che praticamente vivono nelle case e anche dei geni che vengono messi in un certo senso vicino a delle case, soprattutto se magari le persone sono a contatto con, come si suol dire, gente. Quando la gente praticamente vive a contatto con altre persone si innescano sempre delle cattiverie, delle gelosie, non sempre diciamo, ma il 99% delle volte succede, e quindi di conseguenza bisogna... Ciao Beatrice, grazie di esserti unita anche con me. Bene, quindi praticamente parleremo di questa cosa, ma vi ricordo di iscrivervi sempre al canale di Hildegarda sul tubo, di andarla a trovare, e molte cose che dico io praticamente sono condivise da Hildegarda, che anche fra un po' farà delle bellissime pillole a riguardo. Bene, ciao Annalisa. Bene, adesso parliamo un po' di queste memorie che si instaurano nelle case, ma prima di questo voglio raccontarvi una... ciao Sara, ciao carissima, una storia che mi è successa circa 25-30 anni fa, quando il vostro Marietto Veneziano insegnava informatica cioè, a casa. Praticamente ero un freelance, ed era un periodo in cui il vostro Marietto praticamente metteva negli annunci, perché ai tempi non c'erano i forum e non c'era online, non c'era un granché, metteva questi annunci sui giornali per poter fare delle lezioni private a casa. E un giorno mi contatta una signora benestante che voleva fare delle lezioni private perché aveva comprato un computer. Sapete, ai tempi che avevano il computer erano poche persone, e quindi chiaramente questa signora non sapeva dove mettere le mani. Era una signora con 2 bellissimi figli e vivevano in un attico prestigioso, in una città prestigiosa. Allora il vostro Marietto si precipita, fa dei prezzi chiaramente che era impossibile non accettarli, e quindi inizio le lezioni con questa signora, no? Però il racconto inizia un po' prima, quando il Marietto gli danno l'indirizzo, si presenta sotto questo palazzo prestigioso e scende dalla macchina. Sapete, il vostro Marietto gioca per anticipo, io ero arrivato un quarto d'ora prima, scendo dalla macchina, vado verso l'entrata di questa casa e incomincio a sentire che in questo palazzo c'è qualcosa che non va. Ciao Nicoletta, ciao Giulia, grazie di essere con noi. E quindi cosa succede? Succede che il vostro Marietto sente che ci sono delle vibrazioni che proprio non vanno, e se la fa sotto in sintesi, no? Si spaventa e quindi trema, però dice vabbè, il lavoro me lo devo tenere. Infatti io volevo quasi tornare a casa, ma il vostro Marietto dice il lavoro me lo devo tenere perché devo guadagnare. Quindi salgo su l'ascensore, arrivo al terzo piano, guardo il pianerottolo, sento che ci sono delle energie, ciao Angela, delle energie nefaste su questo pianerottolo. Io tremavo, bussavo questa porta in anticipo, questa signora molto gentilmente mi apre e mi dice ma è arrivato in anticipo. Io chiaramente ero sbianco, come se avessi visto un cadavere, entro in questa casa e chiudo la porta e sento che queste energie nefaste erano solo nel pianerottolo di casa, in cui praticamente il corrimano c'erano 2 bastoni di ferro e praticamente sotto c'era uno strapiombo di 3 piani. In questo momento il Marietto, ve lo dico subito, se l'era fatta sotto, avrà avuto 25-30 anni di meno, ma il vostro Marietto sentiva delle presenze nefaste. Ciao Nicoletta. E ciao Angela. Sentivo delle energie nefaste in questo pianerottolo. Però era la prima lezione, mi dovevo tenere il cliente. Al che sto zitto. Incomincio a conoscerli, vedo che sono delle persone benestanti, avevano un negozio molto, come si dice, nella città,
e quindi gli affari non andavano bene, era circa gli anni 90, gli affari non andavano bene, però loro tutto sommato avevano dei parenti, genitori molto ricchi, Rotary, presidenti dei Rotary, insomma la cosa era succulenta a livello finanziario per poter fare lezioni, ma loro vivevano in una bolla come si dice, di benessere. Ciao Mirella, ciao Mattea. E cosa succede? Succede che il vostro Marietto incomincia a fare le lezioni, 1, 2, 3, e ogni volta che stava per uscire da questa casa, arrivato alla porta, che era un appartamento sontuoso, un attico, se la faceva sotto. Loro se ne erano accorti, la mamma e la bambina. La bambina doveva andare alle medie, doveva finire l'anno e l'anno dopo avrebbe dovuto iniziare il liceo. E poi c'era questo bambinetto, un altro bambinetto molto simpatico. Ciao Barbara e ciao Isabella. Quindi cosa succede? Succede che per questo periodo continuano ad andare avanti a fare le lezioni e loro stanno solamente alla fine della lezione per vedere che io, mentre mi avvicinavo alla porta, tremavo, sbiancavo, quasi collassavo. A un certo punto io glielo ho detto: senta signora, non è che non sono coraggioso, però gli devo dire una cosa: io sono leggermente sensitivo e sento che qui sotto, fuori dalla porta, ci sono delle entità negative. Guardi, mi ascolti me, deve cercare di mettere del plexiglass a questa scala, no? Per il semplice fatto che io sento che qui succederà qualcosa. Ciao Federico. E cosa succede? E ciao Mirella. E cosa succede? Succede che questi qua mi ridono in faccia, sapete, della serie, ma sì, dai, diamogli ragione a questo qui, però non succedeva niente. Io chiaramente ero sempre sulle mie, no? Dovevo guadagnare e via. Alla fine finisce il corso, loro imparano bene a usare a livello elementare il computer e io non ci vado più. Io però ero sempre rimasto basito per questo, come si suol dire, pianerottolo, perché tremavo ogni volta che arrivavo su questo appartamento qua. Tremavo proprio, stavo male, avevo le convulsioni. Quando entravo invece no. Passa il tempo, finiamo queste lezioni. E dopo un anno e mezzo, circa un anno e mezzo, la figlia va al liceo, no? E cosa succede? Succede che avevano Excel, era la prima volta che studiava Excel, il primo liceo, mi contatta, io avevo aperto una scuola di informatica, mi contatta e mi dice: guarda, mia figlia al liceo, adesso ho iniziato Excel, non ci capisce molto, se puoi venire giù a fare una lezione privata a mia figlia. Io chiaramente, sapete, il Marietto, se c'è da vendere qualcosa, è il primo, ciao Federico, è il primo della classe, corre giù, a lancia in resta, come si suol dire, corro giù in questa casa. Ciao Claudia, ciao carissima. E cosa succede? Succede che chiaramente lei mi dice: non venire prima perché ti conosco, tu Marietto giochi sempre in anticipo. E il Marietto dice: no, non vengo prima. E in realtà sono arrivato quarto d'ora prima. Arrivo sotto alla casa, parcheggio, non sento più quelle energie nefaste. Ho detto: cavoli, questi demoni, queste energie, questi geni nefasti devono essere andati via. Prendo l'ascensore, vado su, guardo il pianerottolo e vedo che avevano messo dei plexiglass. E ho detto: cavoli, ecco perché non sento più le energie, perché hanno praticamente messo dei plexiglass e sicuramente questi geni sono scappati. Al che, fiducioso, schiaccio il bottone dell'entrata, mi apre un bambino che non avevo visto mai in vita mia. Era praticamente leso, leggermente, cioè pesantemente leso, no? E pensavo che fosse un amico dell'amichetto, cioè del figlio, no? E dico: buongiorno, perché non l'avevo riconosciuto, buongiorno, sono Marietto Veneziano, posso fare come si dice, una lezione, sono qui per fare una lezione alla figlia della signora. E il bambino mi dice: sì, la mamma non è ancora arrivata, però può entrare. Al che io ho pensato che questo bambino si fosse gasato un po', perché l'avevo visto un po', insomma, messo male, e ho pensato: ma magari ha adottato, la signora che brava, ha adottato un altro bambino, no? Ciao Lucia. E quindi cosa succede? Io entro, aspetto la signora, appena arriva la signora gli dico: ah signora, guardi, sono contento che mi ha dato ascolto, perché non sento più queste forze fuori dal pianerottolo e ho visto che ha messo il plexiglass, no? Anche la signora mi guarda quel bambino,
no? E io nel frattempo gli avevo chiesto dove erano i bambini, la figlia era al liceo che doveva arrivare, gli dovevo fare lezione, e il figlio mi dice è lui, a che io guardo lui ed era totalmente un'altra persona di quello che avevo lasciato un anno e mezzo, 2 anni prima. E cosa succede? Io ho pensato, magari ha capito male la domanda, gliela rifaccio e gli dico, senta signora, ma dov'è suo figlio? È lui. E io dico, ma dove lui? E pensavo che non avesse capito bene la cosa. Al che gli dico, ma signora, c'è qualcosa che non so. E la signora mi ha detto, ma non te l'ha detto mio figlio cosa è successo? Io dico, no, cosa è successo? Sai cosa è successo, mi ha detto, caro Marietto? Il giorno del compleanno di mio figlio, no? Quando stavano per uscire a giocare con tutti i bambini, erano tutti i bambini della città in, no? Aveva invitato la crème della crème, spingi tu che spingo io, il figlio, no? Ha preso le scarpe, è scivolato fuori dalla casa, è scivolato dal pianerottolo e si è fatto tre piani. Il secondo piano ha picchiato la testa contro l'altro pianerottolo, è arrivato giù, lei è corsa giù, ha preso il figlio, se l'è portato all'ospedale e l'ha salvato per miracolo, ma il figlio era leso. E io allora ho capito perché non avevano messo i plexiglass e praticamente... E allora io ho detto, signora, ma si ricorda tempo fa quando venivo e mi prendevate in giro, che io quando uscivo su questo pianerottolo tremavo e avevo le convulsioni? E lei mi ha detto, sì, hai ragione tu Marietto, devo darti ascolto quel tempo lì, ma come al solito non ci ho creduto e via dicendo. Questo perché vi racconto queste storie? Perché alcune volte quando si lavora con il pubblico, come questa famiglia che chiaramente avrà avuto anche molti nemici e molti concorrenti, bisogna sempre stare un pochettino attenti e quindi bisogna sempre difendersi, perché questa famiglia sicuramente era molto materialista. Infatti mi ricordo che parlando con i figli mi diceva ci manca solo lo yacht perché l'aereo, la villa Samores ce l'abbiamo già, insomma non sapevano più quante case avevano e ogni tanto il papà passava sopra l'attico con l'aereo tanto per salutare i figli. Quindi capite cari amici che è vero che bisogna avere una materialità, però bisogna avere anche un attimino l'occhio vispo e a capire quando ci sono certe memorie o certi attacchi vibrazionali. Infatti quel ragazzino lì ha dovuto pagare praticamente per il fatto che il papà non era abbastanza sveglio, e anche la mamma quando l'ho avvisata che fuori da quel pianerottolo c'erano delle entità veramente pesanti. Bene, questo è chiaramente un racconto di fantasia, non dovete credere niente a quello che vi dico, però per dirvi che possono esistere queste faccende che Marietto 30 anni fa ha incontrato. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto, quindi l'interesse, cioè la cosa ideale sarebbe sempre, in un certo senso, attivare i circuiti che il vostro Marietto mette con Hildegarden sul canale di Facebook, oppure anche nel sito web del capitano.altavista.org e attivarli. E chiaramente lì ci sono anche, nel mio canale YouTube ci sono delle live dove potete attivare dei circuiti radiostesici e anche una via di mezzo magici radiostesici per l'abbondanza e robe del genere, oppure chiaramente contattare Hildegarda per un consulto e vedere anche di poter fare un rito propiziatorio proprio per evitare queste cose che, se erano prese in anticipo, se Plexiglass l'avrebbe messo prima quando io lo spiegavo il Marietto veneziano, molto probabilmente la cosa sarebbe filata via liscia, e magari se avesse attivato qualche, come si suol dire, circuito, non avrebbe dovuto correre all'ospedale con suo figlio con la testa grande come un melone, come mi ha spiegato. Però purtroppo il Marietto, quando le racconta, sembra sempre l'ultima ruota del carro, e quindi chiaramente non mi hai preso in considerazione. Quella volta se mi avesse preso in considerazione. Quindi oggi è una prima live special sul mio diario di Face. Se vi piace lasciate un like e qualche commento così che il vostro Marietto è contento, e mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube di Hildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare chiaramente nei nostri gruppi gloriosi Facebook, dove ripeto i migliori iscritti ce le ha Marietto Veneziano e Hildegarda. Bene cari amici, detto questo, ciao Tiziana, grazie di avermi raggiunto. Detto questo, cari amici, per oggi questa micro live e di questo racconto un po' così che mi è venuto in mente in questi giorni, ne ho tonnellate di racconti di questa qualità qua,
Però mi è venuto in mente in questi giorni perché con queste memorie che si attaccano alle case, e memorie posso parlare anche di geni, ho detto raccontiamo questa cosa perché se qualcuno ha dei sentori che in casa c'è qualcosa che non va, è meglio che corra subito ai ripari piuttosto che poi correre dal medico. Bene, cari amici, detto questo penso di aver finito. Grazie Tiziana della buona domenica, e il vostro Marietto vi saluta. Grazie cari amici, e alla prossima, e mi raccomando seguitemi sempre nel canale YouTube e anche nel diario di Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.